Efesine capitolo 4. Appello all'unità. Per questo, io che sono stato incatenato per mezzo del Signore, vi raccomando, comportatevi sempre in una maniera rigna che la chiamata che avete avuto. Campate sempre in l'umiltà, chi ne amore e chi ne pazienza, sopportandovi l'uno con l'altro, rinda all'amore. Sforzatevi di mantenere per mezzo che la pace che vi fa restare unita, che è l'unità che viene rinda lo Spirito Santo. Perché uno solo è il corpo, uno solo è lo spirito, come uno solo è la speranza a dove siete state chiamate. Uno solo è il Signore, una sola è la fede, uno solo è il battesimo, uno solo è Dio che è il Padre tutto quanto, che sta in coppa a tutto quanto, che sta rinda ogni cosa e fa muovere ogni cosa. A ognuno di voi Cristo ha dato razza sotto una forma reale diversa, perché essa è scritta in la Bibbia. Quando essa aiuta in cielo, ha portato insieme con i suoi prigionieri, ha ravagato in cuore all'uomo tutte le reali sue. Ma che vuol dire che la parola sai in cielo, se non che prima è scesa e che bascia in coppa a terra? Chi che è venuto in coppa a terra e chi che stessa si aiuta in coppa a tutte le cielo, per regnare un mondo sana e tutta la presenza sua. E beh, è proprio di chi che caratteriale reversa a tutto l'uomo. Certo l'ha fatto diventare apostolo, certo di profeta, certo ancora evangelista, ad ancora pastore e maestro. E così si è preparato chi lo popolo di Dio per chi lo servizio che essa aveva fatto fare. E così si costruisce il corpo di Cristo, zino a quando tutto insieme arriva a essere una cosa sola, tenendo la stessa fede e la stessa conoscenza del Figlio di Dio. Zino a quando attenderemo pure noi, uomini santi, regna tutta che la grandezza di Cristo, che regna un mondo sano. Tanto non saremo più come quelle creature sballuttiate a ogni dottrina nuova, portate a qua e a là come all'onno romare sotto vento. Perché quegli uomini che cercano ingannallata, usano tutta marpioneria loro. Non ci faranno che più rindano sgarra. Cambarremo invece rinda la verità e rinda l'amore per crescere tutti i momenti e per ci avvicinare sempre più a Cristo. Issa è il capo e così ogni parte del corpo, per mezzo di tutte quelle giocature che fanno mantenere, ha unito buono tutto il corpo, avrà essa tutta la forza per far crescere in tuo corpo e in l'amore. La santità cristiana. Mo, io vi scongiuro in tuo nome del Signore, non vi comportate più come i pavani che non conoscono Dio, che tengono in capo pensieri chi ne va a cantaria. Cercate in dei pensieri loro, arrasate in da vita di Dio, per bere la ciuciaria che sta in da loro e il cuore industate che tengono. Oramai sono diventate assai fritte e si sono lasciate portare rinda una vita abbiziata, perché stanno facendo schifezze ogni sorta e non sono mai contenti. Voi invece non avete imparato nessuna cosa sotto a questa, quando avete conosciuto Cristo, siccome ovvero avete sentito parlare proprio di essa e vi siete allezionati in la verità, e mo sapete pure tutto quello che avete fa, perché vi avete arrasato a quella vita prima, arruinata e abbeziata tutta l'ardenza, proprio come se fosse rinda la monnezza una veste vecchia, e avete impegnato invece a far cagnare il cuore e lo spirito per diventare uomini nuovi, creati su a Dio per campare in la giustizia, in la santità e in la verità. Per questa frega non vi mettete più a ricevere bugie, perché come ci fa imparare la Bibbia, ognuno di voi ha da ricevere sempre la verità, non suo frate suo. Perché tutto quanto noi facciamo parte di un corpo solo, e si va raggiata, ha barato a voi a non fare peccato. Facete sudare la collera vostra prima che se ne trasa il sole, che se no rarissa un'occasione buona o remonia. Si qualcuno prima rubava, ma non rubasse più. Anzi, si mettesse a faticare onestamente che mano soia, per tenere la capacità e una mano pure a chi che si trova in la pezzentaria. Nessuna parola infame da scicchiare in la bocca vostra. Più tu, quando non ci va, recite una parola buona che facesse bene a chi starà a sentire. Non facete dell'ora lo Spirito Santo, che Dio ha messo in cuore a voi come un sigillo per chi lo giornerà a salvezza. Facete scomparire a tutta la vita vostra, ogni tosse, ogni sdigno, ogni collera. Non vi mettete più a luccare, a rosicare e mantenetevi sempre arrasati a ogni sorta di infamità. Comportatevi buoni, sempre l'uno con l'altro, sempre pronti a avere una mano l'uno con l'altro. Perdonatevi sempre l'uno con l'altro,
proprio come Dio ha perdonato a voi per mezzo di Gesù Cristo.